Ben ritrovati alla quinta puntata di Perdipiave. Ripartiamo dalle colline e ci perderemo in quella che Andrea Zanzotto ha definito la cartolina mandata dagli dèi. Buona visione! Claudio, amico mio, ti sei perso una cosa incredibile ieri. Falzè, oggi c'è Collalto, l'altro giorno Fontane Bianche, poi andremo a Refrontolo, Rolle. E poi, posso dirti, dove andiamo? Ti faccio notare l'operatività dei ragazzi che preparano sempre da mangiare, sempre da bere, ma prima di tutto la porchetta, i fagioli acconciati. Io non so proprio come fare ad andare avanti, infatti Marcassa si lamenta la mattina e la sera perché io la butterei sul piano culturale, libri, eccetera, però vedi che puoi dir di no, guarda che roba, guarda, pagnotto da 1 chilo, litri di Cabernet, guarda che roba Claudio, guarda che roba, guarda, mia madre mi ha detto che devo tornare un po' più magro. Siamo in compagnia del sindaco del comune di Susegana, che comprende anche questo bellissimo territorio di Collalto, e la ringraziamo per averci accolto veramente con braccia aperte. Beh, grazie a voi di essere venuti qua, di aver scelto Collalto il nostro comune per la vostra sosta. D'altronde mi dicevano che eravate stati colpiti molto dal posto l'anno scorso, per cui avete voluto tornare. È un luogo molto conservato e particolare, ci sono moltissimi eventi qua nella frazione di Collalto di Susegana. E poi abbiamo visto che, scusami, mi già da ridere perché nel frattempo alle mie spalle ho visto tutto un apparecchiamento di gran maestri di fagioli con collane, giubbe militari. Adesso quindi non vedo l'ora di appropinquarmi per questa mia avventura con i gran maestri, il gran maricon del fagiolo. No, ho detto una gaffa. Gran maestro, perché scusi, è uno solo. Ah, sì, e l'altro sono gli adepti, allora. sì, sono Okay, i suoi ok. servi. Lui è gran maestro a vita. Quindi servo del fagiolo sì. e il gran maestro. C'è solo un gran maestro, ok. gli altri i paludati. Paludati, quindi Sì, il gran maestro sono tutti del fagiolo che si inginocchiano a lui, basta che lui faccia Ok, così, loro si adesso- inginocchiano. No, perché a parte gli scherzi, noi all'interno del comune di Susegana abbiamo la congrega dei Radici e Fasioi, che poi fa parte anche della del congresso delle congreghe europee. Ma è una cosa seria? No, nel senso, no, vedo che... Sono serissima, sì, infatti, questo volevo sapere. che ho visto i serissima, ragazzi- va a grande rispetto No, e infatti, considerazione. infatti. Poi loro portano proprio in tutta Europa, Susegana in tutta l'Europa. Dicevano Bisogna stare dell'Estonia, Sì, viaggi sì. verso Oriente. Sì, ma dappertutto, insomma, portano i nostri piatti, la nostra cultura, il nostro territorio, per cui sarà di fatto l'economia del futuro, no? No, ci torniamo lì. Al turismo, alla promozione del territorio, a far conoscere quello che di bello c'è all'interno di comuni che magari non vedi così belli perché ci passi attraverso la Pontebana. come ci congediamo? Andiamo a mangiare. Dai, no, abbracciamola. Sì. Sindaca! Sa Romalen puceva Bubamara sase Acela Devla Vačarle
Pupamaro cocca, Questo qua è un mestolo, gli altri hanno un collare, gli altri confraternite, con la medaglia. Noi invece abbiamo il mestolo, simbolo di quando a Susegana si diceva cosa hai mangiato ieri sera, una cazza di radici e fagioli. Perciò abbiamo messo il mestolo per essere legati proprio al territorio e alla tradizione. Dentro abbiamo il nostro stemma, tutti quanti, anche quelli più piccoli. È inciso lo stemma della congrega di radici e fagioli che serve a questo. Signore Dio benedici questo cibo che sfama e ha sfamato milioni di persone, che non manchi mai dalle nostre mense. Un applauso allora, grazie ragazzi, grazie. Un abbraccio collettivo. Sergio. Sono qua, ciao. Cosa devo presentarti? Questo è il plastico del castello di Collalto che ha realizzato Nino, che è qui a fianco a me, e abbiamo ridato vita a quello che era lo splendido castello di questo luogo, che è incantato tra le altre cose, secondo me. Quindi grazie alla bravura di Nino, su una pianta originale del 1600, è riuscito a ridare, ripeto, vita a questo castello, e si vede tutta la parte difensiva che è estremamente articolata. Su questo castello però noi facciamo le visite guidate come gruppo festeggiamenti, ma parliamo anche della leggenda di Bianca di Collalto, e quindi qua meglio di Antonio Menegon non c'è altro che può parlare. Sì, beh, non si può venire a Collalto e non conoscere la leggenda di Bianca. Il fantasma appare ai membri della famiglia travisato di bianco quando deve annunciare un lieto evento, travisato di nero quando deve annunciare una sventura. Si tratta di una leggenda, però è una leggenda che tiene viva la cultura in questo paese, e su questa leggenda ci sono numerosissime pubblicazioni che una parte sono qui anche esposte al nostro tavolo di accoglienza. Diciamo che è in corso una ricostruzione storica fedele della storia della famiglia Collalto. Tra l'altro avremo una serie di manifestazioni prossimamente. Ma una delle cose fondamentali è la chiusura di uno studio dell'architetto Potocni che dura da 10 anni, mi hai detto la settimana scorsa, cioè la ricostruzione fedele, documentata del castello di Susegana, del castello di San Salvatore. Io sono anche un po' stanco, devo dire la verità, però vado avanti con queste cose, no? Ogni giorno vorrei dire mi fermo perché mi faccio 26 km, però poi vedo questi ragazzi e mi viene voglia di andare avanti e vivere così per sempre, camminando in un colpiave, andare, tornare, perderci, ritrovarci, mangiare, bere e stare con questi grandi amici. Scuro e forte il suo nitrito, distante come il cielo in Patagonia, ma via abbracciando i sogni che ho patito. Distante come il cielo in Patagonia, ma lungo ai sogni che ho patito. Come quando gli uccelli se ne migrano, lasciando il loro nido. Come quando gli uccelli se ne migrano, lasciando il loro nido. Io sono una forza del passato, solo nella tradizione è il mio amore. Finalmente siamo arrivati in un posto magico, la Pieve di San Pietro di Feletto. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pare d'altare, dai borghi dimenticati degli Appennini, delle Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. San Giacomo di Compostela, il patrono dei pellegrini, dei camminatori, di chi viaggia, no? E voi siete proprio la testimonianza di quello. Ed infatti è lì col cappello, la conchiglia bianca, sulla falda del cappello, testimonianza proprio del pellegrinaggio fatto a Santiago, serviva per bere e anche testimonianza appunto del pellegrinaggio fatto. Ecco, continuando
sugli affreschi, credo che forse l'affresco più significativo sia proprio il Cristo della Domenica. Perché del Cristo della Domenica? Perché vuole ricordare il terzo comandamento che dice ricordati di santificare la festa, e quindi il giorno della domenica è dedicato a Dio, e tutto ciò che distoglie l'uomo dalla santificazione, no, di Cristo il giorno della domenica lo ferisce Cristo. Ecco questi fiotti di sangue. Ci sono le varie attività, ci sono la mano che sgrana i soldi, e ricordo dei primi monti di pegno che ci sono a Treviso proprio nel 300. Ecco, in ultima poi c'è anche questa immagine di questi due coniugi a letto. Bisogna dire anche che l'affresco del 300, però nel 500, insomma nel 600, in piena controriforma, è un affresco questo che ha rischiato di essere distrutto se non coperto, perché appunto fa una visita il vescovo Mocenigo, una visita pastorale nel 1602, e dice che è impensabile di lasciare così esposto un affresco di questo tipo, e ordina la copertura, la distruzione nel tempo di pochi mesi, pena l'interdizione della chiesa, cioè non potevano neanche più dir messa. I cittadini qui probabilmente hanno detto beh, vediamo un po' come va, aspettiamo un attimo, insomma hanno tergiversato un po'. Per fortuna ce l'abbiamo ancora, a testimonianza non solo del significato religioso ma anche proprio artistico. Cani a piede libero che a volte ti disturbano, donne scostumate con le tette roventate, alti averi col sa che anche se non si tocca non c'è sale che ti alza la pressione, alti averi fetta, prendi la bicicletta. Come avete visto, una giornata ricchissima, natura, storia, leggenda, gastronomia e tantissima bella gente. I colli meravigliosi e l'arrivo alla stupenda pieve di San Pietro di Feletto con il suo Cristo della Domenica, l'intervento di Checco a ricordo di Pierpaolo Pasolini. E poi la prossima puntata, dalle colline alla Valbelluna. Perdipiave lo trovate anche in internet su www.perdipiave.com. Grazie a tutti, alla prossima, ciao! Sai che il padre dell'ozio, il nonno